Nel mondiale di Formula 1 il Gran Premio di Abu Dhabi è stato vinto da Lewis Hamilton con la McLaren. Nelle ultime prove iridate il pilota britannico ha preceduto Fernando Alonso su Ferrari ed il compagno di squadra Jenson Button. L'altro ferrarista Felipe Massa ha conquistato la quinta posizione. Il tedesco Sebastian Vettel con la Red Bull, per le conseguenze di una frattura provocata dal passaggio su un cordolo, si è dovuto ritirare. Nel Rally di Gran Bretagna ha vinto il pilota finlandese Jari-Matti Latvala, che ha dominato la gara nel tempo di 3 ore 37 minuti e 3 secondi che con l'Abu Dhabi Ford Fiesta RS VRC ha preceduto Mads Ostberg e Denning Solberg. Sebastian Loeb è stato costretto al ritiro dopo un incidente. Il driver francese si era però già garantito venerdì l'8º titolo iridato grazie all'abbandono di Mikko Hirvonen, suo unico rivale per la corsa al titolo mondiale. La Coppa Italia 2011 è stata vinta da Luca Cantamessa al volante della Peugeot 207 S2000 navigato da Lisa Bollito. Nella finale unica che si è disputata al 26esimo Rally Città di Ceccano organizzato dalla scuderia Random Team, l'equipaggio del National Proclama è passato in testa sul terzo crono e poi definitivamente sulla sesta prova speciale, totalizzando 4 successi in prova. Il Bud International Circuit, dove si corre la Formula 1, ha ottenuto il Motorsport Facility of the Year 2011. L'autodromo internazionale del Mugello era stato inserito nella lista dei 4 circuiti che si sono contesi il titolo. Un riconoscimento al circuito toscano era stato consegnato a Colonia nel corso del Professional Motorsport World Expo, la rassegna che riunisce i professionisti del settore di tutto il mondo. Insieme al circuito fiorentino erano candidati il Baltimore Street Circuit, dove si corre l'IndyCar e Le Mans Serie, il Phoenix International Circuit col NASCAR ed il nuovo Bud International Circuit, dove si corre appunto la Formula 1. Il circuito del Mugello è stato interessato nel corso del corrente anno da imponenti lavori di miglioramento strutturale e funzionale, quali la stesura di un nuovo performante nastro d'asfalto e la realizzazione di una nuova tribuna centrale coperta, realizzata con tecniche e materiali all'avanguardia e sormontata da 3.000 pannelli fotovoltaici. Più di 500.000 persone hanno raggiunto il complesso fieristico di Ropero per ammirare le tante novità del mondo delle 2 ruote a motore, decretando il successo della 69esima edizione dell'EICMA, l'esposizione internazionale ciclo, motociclo e accessori. I numeri di questa edizione sono di rilievo: oltre 58.000 metri quadrati di superficie espositiva netta, 1.462 marchi ospitati in rappresentanza di ben 43 paesi esteri e 7 padiglioni nei quali sono state esposte le tantissime novità e anteprime del settore delle 2 ruote. Straordinario l'afflusso di pubblico straniero. Ulteriore dato di soddisfazione per gli organizzatori è stato rappresentato dall'incremento degli operatori stranieri arrivati da tutti e 5 i continenti. Le presenze degli operatori provenienti dall'Asia hanno registrato il 14%, quelli dall'Europa il 77%, dall'America il 7%, l'1,5% dall'Africa, lo 0,50% dall'Oceania. Importante anche la copertura mediatica. Dall'8 al 13 novembre 2011 sono state raccolte oltre 6.000 presenze tra giornalisti, fotografi ed operatori. Prendendo in esame il continente di provenienza, questa è la fotografia: 75% dal vecchio continente, 10% dall'America, 14% dall'Asia e lo 0,5% dall'Africa e l'altro 0,5% dall'Oceania. La nuova Ducati 1199 Panigale è risultata la più bella moto di EICMA 2011. Lo hanno stabilito gli oltre 13.800 appassionati che hanno partecipato al concorso indetto dalla rivista italiana Motociclismo, che come ogni anno ha effettuato un sondaggio tra i visitatori dell'esposizione internazionale del ciclo, motociclo e accessori. La nuova 1199 Panigale ha conquistato il consenso del 53,4% dei voti, seguita dalla MV Augusta F3 che si è fermata al 17% dei voti e la Husqvarna Nuda 900R che ha conseguito il 3%. La premiazione si è svolta a conclusione del Salone Ambrosiano presso lo stand della rivista Motociclismo, alla presenza del dottor Pier Francesco Cagliari, segretario generale Confindustria ANCMA EICMA, del dottor Piero Bacchetti, presidente e AD di
di sport editoriale, e di Gianandrea Fabbro, il designer del centro studi Ducati, che ha dato forma a questa stupenda moto.